Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Quest'oggi in coda avremo la puntata di Trieste d'Arte che abbiamo realizzato alle scuderie del Castello di Miramare in occasione della mostra Naturae, in latino Naturae, però non si pronuncia bene, e invece nella prima parte è tornato a trovarci Andrea Binetti. Grazie per l'ospitalità. Avremmo anche potuto dire che Andrea Binetti di corsa è venuto dopo la fine di Arlecchino e Colombina nei nostri studi, eccetera. Non sarebbe stato credibile, per cui questa puntata l'abbiamo registrata pochi minuti fa nel pomeriggio, proprio perché c'è una replica in corso in questo momento, appunto dell'operina Arlecchino e Colombina, che sta avendo un riscontro più che positivo. Ne parlavamo qualche tempo fa con Giacomo Seguglia. Giacomo Seguglia, che è uno dei tre protagonisti, perché siamo in tre disperati perché sono operine in un atto, è vero, insomma, che hanno la durata di un'ora. Però credetemi, quanto mai in quest'ora è come se ne facessimo 4 di ore, perché non stiamo fermi un secondo. Infatti tant'è che io proprio, te lo stavo dicendo, io canto e penso, ma chi è quel regista che ci fa fare sta roba, tutte le cose peggiori, che non posso dire ovviamente in televisione, e dopo dico, ma sono mica quel. Quindi dico, ma come sei? Senti, il regista in scena deve essere una roba che ma non è detto che sia come dire, stressante soltanto per gli altri, perché penso che anche per il regista andare in scena non deve essere facile, perché deve accorgersi di un sacco di cose, deve capire anche come il pubblico sta rispondendo. Quindi, ma guarda, allora diciamo che non cambia. Che cosa cambia rispetto alle altre volte? Allora, tu sai che per natura io sono uno che sta molto attento a quello che fa, anche perché amando la follia questo mestiere, ed è l'unico modo per affrontarlo negli anni, perché se no semmai andare a barco e a pescare guatti, nel senso che insomma è un mestiere importante, difficile e anche stressante, faticoso per quanto meraviglioso. Che cos'è? Che essendo anche regista, sto sempre lì attento che le cose siano sempre quelle che ho deciso in regia, e molto spesso sai che gli artisti dopo qualche recita, come si dice, quando il gatto quando il gatto non sei, il topi balla, ecco. Però... E allora zac, anche oggi, infatti proprio stamattina a fine recita, signori, ma qua avevamo fatto così e non così, e quindi oltre a essere l'artista e il cantante, in questo caso sono sempre con l'occhio attento per cercare di appunto di risistemare la struttura registica, ed è importante perché ti dà che cosa? Ti dà pulizia, no? Ti dà ordine, no? E l'ordine è importante in scena, perché anche quando sembra che noi facciamo le cose più strampalate e le cose più folli, in realtà c'è sempre un disegno dietro e un gran lavoro che deve esserci. Senti, ne discutevamo l'altra settimana sia con Giacomo Seguglia che anche con Beatrice Venezzi, tra l'altro. Come si... allora, in prosa è molto facile accorgersi per l'attore di come il pubblico sta reagendo allo spettacolo e quindi fare anche delle correzioni in corsa, no? Il modificare un pochettino il ritmo, eccetera. Desumo che questa necessità vi sia anche quando si tratta di un'opera, ma lì la difficoltà forse è maggiore perché sei comunque, virgolette, imbrigliato dalla musica, non è che poi... Lì cosa succede? Ma guarda, è vero che sei imbrigliato dalla musica perché tu lo sai, la musica è matematica, no? Quindi esistono delle battute, esistono delle misure, cosiddette misure, che tu devi rispettare, altrimenti butti fuori l'orchestra e tutti i colleghi. Però è anche vero che in fondo, che sia prosa, che sia musica o che sia qualunque forma di spettacolo, che cosa conta? Arrivare ai cuori della gente. E i vecchi maestri, infatti io mi ricordo quando lavoravo con Massimini o con Bramieri, loro mi insegnarono una cosa, ricordati Andrea, mi dissero, in un pubblico anche di 1000-2000 persone, ricordati che ci sarà sempre uno o una che ti guarda con gli occhi sbarrati come se tu fossi il suo idolo vivente. Tu devi conquistare quello, poi lui trascinerà le folle, ed è vero, è proprio psicologia. Tu devi sempre, intanto devi essere credibile e devi darti, perché se un artista si dà, e tu lo sai bene come abbiamo costruito in questi anni i rapporti, sia qui in televisione, sia col pubblico, ormai io e te ci frequentiamo tantissimo e ci conosciamo bene. Quando tu sei vero, quando tu sei generoso, il pubblico ti ama, ti aspetta e ti perdona anche le giornate che non sempre
sempre sono buone, no? Perché succede, siamo prima di tutto esseri umani, no? Ma tu ti accorgi subito quando entri in scena il tipo di pubblico che c'è, e quindi capisci mentalmente il lavoro che dovrai fare. Tant'è che tu sai che di questo Perini noi facciamo 25, 50, 60, 100 repliche, veramente praticamente viviamo con questa cosa, ed è stato un grande progetto del Teatro Verdi, quello appunto di rivolgersi al pubblico delle nuove generazioni, perché se non facciamo il pubblico nuovo, no, come si dice, un'immagine. Sì, proprio la mia aria, una delle mie arie quando canto e monta in gondola per andare in mezzo al pubblico come se fosse il canale. Questo, ripetiamo, è al ridotto del Teatro Verdi, sì, questo appunto, qui ho già i panni di Brighella, perché appunto i personaggi si sdoppiano, no? Sì, Brighella è in verde di solito. Sì, perché infatti dicono sono Brighella, ho le righe verdi, gli alamari e le tasche sempre senza denari, mangio molto, non spendo mai, niente soldi e niente guai. Questa è una filosofia anche di vita. Cioè, anche di vita, non sai mai, no? Perché mia nonna diceva il sparagno è il primo guadagno. E sparagno non era male la cosa. Sparagno del primo guadagno. Quindi ti dicevo, è importante, no? Insomma, le origini si capisce, ma questo aveva ragione Lori, aveva due cuccherle, noi dici... So perfettamente che però erano saggi, altro che le mani bucate non va mai bene. Senti, questo Perina qua era... musica di Musumeci. Musumeci, che è il figlio, abbiamo parlato del grande ancora, Tuccio, no? Grandissimo, che pensa che mi diceva Matteo che il papà appena ha finito di girare Macari 4, Pipino il Breve, 90 anni passato, una roba, ha una forza incredibile. No, volevo chiedere, è un'opera, è stata commissionata? È stata commissionata dalla Fondazione Il Teatro Verdi, il nostro teatro lirico, che ogni anno commissiona opere nuove o opere famose in riduzione. Infatti devo dire è un ottimo progetto, tant'è che possiamo dirlo, insomma, a fine marzo debuttiamo con la terza operina di questa stagione, che sarà una riduzione delle Nozze di Figaro di Mozart. Quindi insomma un grandissimo progetto, anche piuttosto ambizioso, perché poi l'opera di per sé è grandissima, 4 atti, un sacco di recitativi. E per me è stato un lavoro faticosissimo ridurla in un'ora, sai. Senti, sulla questione dei recitativi. Sì. Perché dici perché capisci dove voglio andare a fare. Sì. Allora, io ricordo una volta c'è stata una conferenza stampa nella sede della Fondazione CR Trieste. Sì. E si parlava anche di opera, probabilmente forse presentavano una campagna di riduzione, penso proprio di sì, per i giovani col contributo della Fondazione. Sì. Di solito quando le conferenze stampa finiscono tutti quanti vanno via, eccetera, però quella volta si è rimasti un pochettino di più, forse perché avevamo tutti quanti un po' di tempo e anche perché era gradevole parlare. Ad un certo punto, credo che allora fosse vicepresidente della Fondazione CR Trieste, il professor Del Caro dice una cosa, dice, ma insomma, diciamo la verità, sti recitativi portano via un sacco di tempo. Sì. E dice, non si potrebbe pensare di intervenire sui recitativi e snellire un pochettino. C'era Bullo, mi pare, degli Amici della Lirica, o un grandissimo esperto, tra l'altro, che subito si è un po' come dire, irrigidito, però voglio dire, il discorso è stato molto, molto curioso, per dire la verità, perché non era nessuna delle due parti era sentenziosa o altro, era più che altro uno. Allora, posto che il problema c'è, però mi pare. Il problema c'è anche perché diciamo che il recitativo è il collante tra un'aria o un brano musicale, no? Diciamo che oggi forse nel 2025 risultano vagamente un po' noiosi o lenti, anche perché molto spesso sono accompagnati al clavicembalo col plim plom plam, per cui sai non è proprio così snello e così, che è un po' soporifero, ecco, diciamo. Però è anche vero che purtroppo oggi si tende a fare tutto così filologico, anzi a riaprire i tagli che anche per tradizione si chiudevano, vero, quindi sono le opere veramente durano, se una volta duravano 2 ore e mezza, adesso durano 3, capisci? Ecco, nel mio caso io cosa ho fatto? Rivolgendosi questi spettacoli, soprattutto ai giovani, non puoi fare i recitativi. Sì. Quindi io ho mantenuto ormai quello che è di tradizione nei miei spettacoli, anche nel Flautino che avete visto, no? L'alternanza di parti cantate ma con parti recitate, che allora risultano più veloci, no? Sì. E anche più fruibili, più facili per un pubblico giovanissimo. Nei teatri forse bisognerebbe pensare di tagliare un po', anche perché io vedo che la gente, a prescindere, fa fatica a superare le 2 ore.
Io penso che... Si è abituati male ormai, no? Io sono fermamente intenzionato ad andare a vedere il Vascello Fantasma. Sì, e fai bene perché sarà una grande edizione, è quello che consiglio veramente a tutti perché so che è un allestimento straordinario, anche se durerà tanto, ma il trittico pucciniano fatto prossimo, assieme, sì, un allestimento straordinario che vi lascerà tutti sorpresi. Ma secondo te... Tutti sorpresi. Perché intorno a Wagner, non so se tu lo abbia mai frequentato, eccetera... No, sì, cioè, prendevamo un caffè a Bayreuth ogni tanto, ma cosa vuoi? Da prima di me. Frequentato artisticamente. Sì, in quel senso lì, ok. No, se no saresti tipo Shirley MacLaine. Sì, è vero, più o meno non manca molto. No, non distrarmi, che già devo... Allora, perché su Wagner c'è comunque questa sorta di pregiudizio, no? Nel senso dici, ma è lungo, Wagner è... Perché quando chi te conta da sempre che Wagner è lungo e è pesante, no? Finisci per capisci? Come da bambino si ti racconta delle cose, tu cresci pensando che c'è così. Io dico sempre, le cose bisogna provarle. Questo vale anche per quanto riguarda i giudizi sulle persone, no? Lasciamoli stare, la vita va vissuta, le persone vanno frequentate, dopo ognuno di noi ha le sue opinioni. Wagner è geniale, la musica è straordinaria, e poi è sinonimo di un'epoca ben precisa, e poi io devo dire che ho avuto anche il privilegio, infatti consiglio di visitare il famoso castello di Neuschwanstein, il famoso castello quello bianco, no? Alla Walt Disney, sì. No? Quando si entra lì dentro e si capisce dove Wagner scriveva, dove componeva le sue opere, in quel paesaggio magico e fantastico non poteva che scrivere così. Allora lì si capisce ancora di più la grandezza e la profondità, direi, ultraterrena di Wagner, che era un grande. Perché è stato un innovatore, ricordiamo. Beh, a cominciare dal golfo mistico, no? Infatti lui è stato un mistico. Insomma. Allora, poi va bene, c'è anche tutto quanto il discorso politico intorno a Wagner, ma quello è altro. Questo lasciamo stare, insomma, tanti tempi purtroppo, come vedi, girano. Appunto. Senti, allora, dicevi Le nozze di Figaro il prossimo, da marzo fino a maggio progetto, perché appunto uno dei problemi che, e credo anche una delle sfide, poi è proprio quella di tirar su una generazione nuova di pubblico. Al Verdi io non vado molto, devo dire la verità, perché conosco poco la musica, quindi non approfitto molto, però quando sono andato ci sono dei ragazzi, c'è un grande ritorno dei giovani, infatti, noti tutto ciò, però assolutamente. Là poi li devi anche trattenere una volta. Allora, diciamo, bisogna dire la verità, c'è un grandissimo lavoro e per questo io ringrazio pubblicamente da parte delle scuole e degli insegnanti, perché fanno un grande lavoro già in classe di preparazione su quello che verranno a vedere, e non è poco, perché le ore sono quelle che sono, quindi grazie veramente. Devo dire che poi abbiamo questo nostro Guntner praticamente che lavora in teatro, che si adopera a chiamare le scuole di ogni dove, dalla regione all'Istria, infatti arrivano veramente scolaresche pullman da ovunque, e questo grazie. Quindi il Teatro Verdi in questo senso sta facendo un ottimo lavoro, perché bisogna fare il ricambio, assolutamente, perché purtroppo le persone invecchiano e quindi se non fai il ricambio, prima o dopo no. Ma come li trattieni? Perché questo è il problema. Allora, i giovani vanno... Noi perché siamo andati a teatro o siamo andati al cinema? Perché evidentemente eravamo affascinati da un qualche cosa. Io credo che sia sempre il fascino della magia, che sia cinema, che sia teatro, tu devi coinvolgerli e affascinarli. Se tu vai nelle scuole, perché io spesso vado nelle scuole, se tu vai nelle scuole con dei libri, questi te li lanciano dietro perché sono già uberatissimi, no? Ma se invece io vado a scuola e gli racconto gli aneddoti, gli porto i costumi, gli porto parte di attrezzeria, ce li faccio toccare con mano, ed è quello che facciamo anche quando vengono, perché poi alla fine noi diciamo, ma chi vuole farsi le foto con noi, i selfie, chi vuole capire, toccare i costumi, perché l'unico modo per imparare a conoscere il teatro è giocare, il gioco aiuta sempre. No? Perché io dico sempre, in fondo è una scatola magica il nostro contenitore, nel quale deve essere affascinato, deve essere portato dentro. Però il teatro questo lo consente ancora, no? Sì, laddove perché il cinema... c'è un rapporto. No, ma secondo me ed è un paradosso, perché a mio avviso il cinema ha un po' perso quell'aura di magia che aveva, con i contenuti speciali dei DVD che hanno incominciato a spiegare come tutto quanto veniva realizzato, e quindi
perdi la curiosità, oddio come hanno fatto questo. Sono d'accordo, perché oggi Tanto è vero che adesso nei nei DVD non ci sono quasi più contenuti speciali, perché forse hanno anche capito che perché io che comunque insomma per i miei percorsi di studi sapevo, però cominciavo ad andare a vedere un film e cominciavo a immaginare dove venivano posizionate le cineprese. Ah vabbè, qua hanno fatto con lo schermo verde e con le sovrapposizioni. Ma infatti io stesso a teatro invece si può. Per parlare di Harry Potter, ad esempio, che è un fenomeno mondiale, no? Io mi ricordo che vidi i film, al di là che mi piacessero o non piacessero, ma questo non c'entra. Dopo poi sono stato a visitare gli studios a Londra e lì veramente vedi tutto, che è affascinantissimo. Però perdi appunto anche lo stupore, no? Ecco perché il teatro funziona. Il teatro funziona quando c'è lo stupore. Ad esempio io tendo a fare i miei spettacoli soprattutto con dei costumi, che siano costumi veri, dove ci sia l'accessorio, il trucco, il parrucco, i gioielli, lo sfarzo del costume, perché io capisco questi allestimenti anche moderni, non sono contrario, però se io dico, se devo andare a teatro e vedere la gente vestita come siamo vestiti noi due adesso, sì, funziona, però non è affascinante, no? Per i bambini, per il pubblico nuovo, ha bisogno di vedere il costume, il cattivo, la principessa, il bello, il brutto, no? E questo il costume aiuta tanto. Quello che diceva Hitchcock, non puoi pretendere che la gente esca dal tinello di casa per andare a vedere un film che si ambienta nel tinello di casa di un altro. Assolutamente, stavo a casa, infatti. Certo, devi dargli altro. E questo credo sia giusto. Senti, io credo che tutte le volte che ci siamo visti, io non ti ho mai chiesto, perché poi credo sia anche naturale, anche per un artista, avere dei compositori se non di riferimento, io non voglio mai, cioè a me piacerebbe chiedere quello che a uno non piace, ma mi rendo conto che può essere una domanda anche un po' brusca, eccetera, però penso che avrai comunque, diciamo, mettiamola così, un autore di riferimento c'è, cioè uno che ami di più per tutta una serie di ragioni. Allora io ti posso dire tranquillamente che per quanto riguarda la grande lirica io sono assolutamente un pucciniano. Mi immaginavo. Ma perché lo trovo passionale come sono io e soprattutto moderno. Sì. Perché Puccini secondo me era immenso. Veramente era un precursore di tante cose e poi raccontava la verità, intanto la verità a cominciare dalla sua vita personale, perché Bohème è la sua storia, che per me è la mia opera preferita. Per quanto riguarda l'operetta invece, che è un po' il mondo dal quale io proprio mi nutro, assolutamente Kallman. Ah, Kallman. Perché in Kallman ma però, più di Lehár per me. Ma se perché c'è tutto. Sì, ma allora adesso non voglio, ma anche perché da non esperto non mi addentro in determinati reami, però è anche vero che certe melodie di Kallman, capisco, cioè uno a cui piace Puccini, poi automaticamente c'è la passione. Sì. E Zingaro è c'è l'Ungheria, la terra magiara, no? Quindi hai la passione data appunto da questo fuoco che proprio fa parte della sua tessitura orchestrale. E in più c'hai ovviamente il recupero dei grandi valzer di Johann Strauss, di Franz Lehár, ma in più c'è veramente questa grande passionalità. Una per tutte, cosa non è la principessa della Czardas o la contessa Maritza che abbiamo fatto l'anno scorso, tant'è che il pubblico in teatro era infiammato assolutamente. Senti, non so se è stato quello che puoi dire per quest'estate per quanto riguarda l'operetta, anche perché è sempre meglio dire anche meno di quello che si può dire. Ne parleremo più avanti, ovviamente non posso nascondere che stiamo già lavorando, ovviamente perché l'estate è domani. Però insomma, diciamo, adesso non so poi se questo c'entra qualcosa, c'è un anniversario straussiano e quindi immagino che quello è scontato che ci sarà, stiamo stiamo pensando a un gran galà, questo senz'altro, senza dubbio. E dopo c'è un altro centenario, perché sai che noi lavoriamo per centenari quest'anno, quindi c'è un centenario. Sarà un titolo molto amato dal pubblico, molto fruibile, e dopo ci sarà un grande titolo invece. Posso dire intanto questo, che ci sarà un grande titolo italiano e un grande titolo asburgico o comunque mitteleuropeo. Quindi sarà contento con la Utti. Sarà contento assolutamente con la Utti. Subito si alza in piedi. Infatti il Gazzall'Aquila pronta la sì. Ok. Senti, allora abbiamo parlato sempre l'altra settimana, è già la terza volta che faccio riferimento a Seguglia, un po' come preoccupa. Sì, anche me, perché ogni volta dico, mamma mia sto ragazzo che è un po' una tarma, nel senso che voglio bene, ma sai come sei, no? Non sta mai calmo, e dopo ogni volta me lo trovo ovunque perché io l'ho scelto.
scelgo anche con la direzione artistica. Tra l'altro ricordiamo anche che lui sarà al Bobbio domenica pomeriggio con Puttei e Putele. Infatti con Ariella. Con Ariella Giraldi e credo Enza De Rose, per omaggiare Carpinteri e Farraguna. Però, ma posso anche già anticipare che sarà con me anche in Nozze di Figaro. Lui, la Secolin, la Postogna, insomma veramente tutto un parterre di amici e anche di persone amate dal pubblico, perché è fondamentale. Allora, dicevo, con Seguglia, l'altra volta che ci siamo visti, abbiamo parlato anche io, essendo ipocondriaco, io mi immagino quella che è la vita dei cantanti per quanto riguarda appunto spifferi, giri d'aria, eccetera. Noi ogni volta ci preoccupiamo di chiedere loro se l'aria condizionata dà fastidio o meno, insomma, quello è il vostro strumento. Per oggi cui... è buono, oggi è buono. A volte c'erano i pinguini. Sì, soprattutto perché qualcuno piace un'atmosfera tipo da PAC. Ma qual è l'insidia maggiore a cui voi dovete stare particolarmente attenti, credo, indipendentemente dalla stagione? Ma io ti dico questo, io credo in genere, perché lo vedo su di me, ma anche su molti miei colleghi, la cosa più pericolosa, ma credo per chiunque, sono proprio gli eccessivi sbalzi di temperatura. Cioè passare dal gelo al caldo, cioè tutto quello che poi è artificiale, che sia aria fredda o aria calda, fa malissimo. L'aria fredda perché ti ghiaccia, ti fa... Io poi sono uno che stranamente invece di rinfrescarmi con l'aria condizionata ho questa reazione che... no? Ecco, è terribile. E poi invece il vento caldo ti asciuga le mucose ed è peggio che mai. Quindi io credo che siano proprio questi sbalzi repentini, non sono mai buoni. E là come fate per... ci dobbiamo difendere. Purtroppo, guarda, soprattutto al Verdi, che d'estate, ma come in tutti i teatri c'è l'aria condizionata, molto spesso andiamo col cappellino in testa o con delle sciarpe leggere, ma andiamo e ci proteggiamo. Per fortuna poi il periodo delle mascherine in questo ci ha aiutato e salvato molto, da una parte... Però ci ha anche indebolito tanto dopo, devo dirti, perché se eravamo abituati a essere protetti. Dopo, ho capito. Quindi le difese immunitarie tu sai bene che dopo si sono abbassate notevolmente. Però insomma bisogna stare molto attenti, soprattutto a non sudare, a non strafare. Io non ci penso tanto, quando mi succede è la follia, isterico. Ma scusami, però è così, divento ingestibile. E lo è anche perché... Ma perché capisci, c'è il nostro mezzo, c'è... Che poi sai cosa dici? Ma caspita, dici, sapere di essere all'altezza, di poter fare bene questa cosa e non riuscire, non è una cosa che ti fa... Ma per esempio, quale potrebbe essere un rimedio? Beh, ne abbiamo tanti. Per certi aspetti anche noi utilizziamo la voce, eccetera, non come loro. Però insomma delle volte anche a noi capita un abbassamento di voce repentino o anche infreddature. Ma io ti posso dire che per non ricorrere a mezzi farmaceutici estremi, che sono sempre, ahimè, il cortisone, ma si comincia dai rimedi della nonna, ai famosi suffumigi con la camomilla bollente, con dentro, come si chiama, il limone o il miele, o con dentro il bicarbonato, e si respira sta cosa, proprio i rimedi della nonna, i suffumigi. Infatti una delle cose straordinarie è proprio fare il bagno turco, perché l'umido ti che uno non ha mai coraggio, no? Perché dice sempre, vabbè, se sto male non vado a rischiare, invece la cosa... Sì, fa bene, assolutamente bene. Vabbè, là era... Certo, non bisogna avere 39 di febbre, 40 di febbre, ma su una appena soltanto la gola, perché la gola cos'è? Perché ti va via la voce? Perché sulla corda vocale si deposita, scusate, non è elegante, ma il muco, no? E questo ti blocca le corde vocali, non vibrano più. Ma pensa addirittura che Katharine Hepburn sosteneva che per star sempre bene bisognava fare delle docce fredde ogni giorno. Ma assolutamente. Che è una roba un po'... Però è vero. Però è vero. Io ti posso dire che da quando mi vesto poco o meno sto bene. Sì, una volta mi mettevo le cose ed avevo sempre qualcosa. Perché fate onore. Fate onore. Come Luciano, no? Senti, hai visto i film sulla Callas? Sì, l'ho visto. Com'è? A me è piaciuto molto, mi ha impressionato molto lei, l'ho trovata straordinaria, addirittura lei canta con la sua voce, la Jolie, perché ho scoperto che aveva studiato canto. Ah, questo non sapevo. Infatti alterna la sua voce con la voce di Maria, della grande Maria Callas. È impressionante perché racconta purtroppo gli ultimi giorni drammatici di questa donna immensa ma infelice, perché lo era. Era infelice perché aveva perso in un attimo l'amore
Onassis, e anche ma soprattutto la voce. Infatti purtroppo esistono questi filmati veri, che non so, molti di voi avranno visto, degli ultimi concerti, direi con Di Stefano, che tra lei e lui era un disastro. Di Stefano se ne strafregava. No? Io ho lavorato con Di Stefano, ho lavorato con lui a Trapani in Sicilia, fece la regia di Pagliacci delle Ancavallo, capisci? E arrivava con queste camicie aperte, piene di oro, piene di babe, di tutto, fumava i sigari, era un personaggione veramente straordinario. E lei invece è proprio tanto infelice, però è un film capolavoro, veramente. Mi raccontava una volta, raccontava una volta il maestro De Banfield, il Fallello grande, di come dopo averla vista in un'opera, forse Norma, non mi ricordo. Qui a Rossetti forse? No, non credo, non mi ricordo dove, disse la vidi in una... O era Norma o era Tosca, non so quale delle due, forse Norma, ma comunque differente. Dice, fu una recita strepitosa, perfetta sotto tutti i punti di vista. Lui andò in camerino per salutarla e la trovò, dice, quasi in lacrime, e lui le dice, ma com'è? Perché non sarà mai più così. E credo sia... per l'artista lei aveva una preparazione maniacale, intanto era una grande musicista anche, e poi era una donna che tutta la vita combatte anche per l'aspetto fisico, no? Perché dimagrì, ringrassò. Pensa che lei debuttò con l'operetta ad Atene, debuttò con il Boccaccio di Fonsuppé, di cui esistono anche delle pochissime immagini, pensate al destino, no? Che stranezza. Perché si vede che era anche a livello di didattica era più facile all'inizio, no? Ma fu veramente un artista immenso. Poi se vogliamo la sua carriera non durò nemmeno tanto, correggimi se sbaglio. No, io non hai ragione, so, ma la cosa pazzesca poi è che di lei esista quasi nulla di registrato, a parte dei dischi, ma a livello di filmati non è che esiste, infatti si vedono sempre le stesse cose che poi vengono dipinte, restaurate, ricolorate, ma sempre, è vero, ma sempre quello, che l'abbiamo visto in tutti i colori, l'abbiamo visto. E poi appunto questi ultimi, ma si ritirò, sai quando si ritirò proprio dalle scene, nel senso dalle opere? Ma poco prima di morire in realtà, quindi era veramente giovane, adesso di preciso non mi ricordo, anch'io presumo che siano quegli anni là. In quegli anni là. Diciamo che non ebbe una carriera lunghissima, però ebbe una carriera straordinaria, ma anche perché straordinaria era il mondo della lirica. In quegli anni il mondo della lirica creava fan veri, creava anche denari, muoveva grandi denari, grandi fortune, no? Oggi diciamo che è un mondo che vive ancora, ma è stato ben che surclassato da altre situazioni. Oggi è vero, anche qui è una mia impressione che ricavo dalle letture, eccetera, se fino a qualche decennio ormai fa, è vero che insomma Pavarotti, Domingo e in misura forse minore anche per problemi di salute che ebbe Carreras erano i tre, non solamente i tre tenori dei concerti, eccetera, ma anche proprio i pilastri dell'intero mondo, discutibile o meno, però c'è bisogno comunque di qualcuno che rappresenti e che sia un punto di riferimento. Qua probabilmente adesso non ce ne sono. Non so chi conosce Kaufman, ecco, per dire la verità. Ad esempio, che parliamo di un colosso, no? Diciamo che, torniamo al discorso di un attimo fa, perché purtroppo il mondo della lirica adesso è un mondo di nicchia diventato, per melomani o comunque per un pubblico più ristretto, no? Se parli di musical, scusate, ma non è che tutto quello che vediamo sia così, no? Magnifico, però è proprio la moda, no? È la moda. Diciamo che adesso la lirica non è più di moda, ma è un bene prezioso, ma di nicchia, o per chi la ama, insomma. Ed ecco perché bisogna, come dicevo, invogliare di nuovo i giovani, perché siamo sempre là. Molte volte si dice non mi piace, ma se non conosci, devi almeno provare una volta. Ed ecco perché, torno a dire, questa grandissima operazione del Teatro Verdi in questi atti unici, non perché li faccio io, ma perché è un modo semplice dove tu in 50 minuti hai un primo approccio e dopo, se ti piace, passi nella sala accanto e vedrai le grandi opere, insomma. Domenico, non ti ho mai chiesto, tu suoni anche qualche strumento? Coverci benissimo, quelle delle pignate, no, mi arrangio un po' col pianoforte, ma suonare è un'altra cosa, Leggo, mi preparo anche da solo, ma suonare
lo faccio, lo lascio ai grandi musicisti. Sono tanti che si accompagnano. Sì. Io no, non così bene, però... Non è lavoro tuo nemmeno per certi aspetti. No, mi sarebbe piaciuto nella prossima vita. Mi sto già organizzando. Se anche c'è ancora tempo. Certo, ma mica che penso, metto le mani avanti. Ma anche in questa. Metto le mani avanti. No, figurati. Non hai idea, a volte mi chiedo come mi chiamo. Dopo ti tocca anche suonare, quindi dirigere, no, ti prego, anche scrivere. Mi manca solo di vendere biglietti fra un po'. Posso ringraziare ancora il maestro Furini, ovviamente, che ci accompagna, l'orchestra del teatro, tutti i professori d'orchestra, con noi c'è anche appunto Marzia Postogna, insomma grazie a tutti quelli che lavorano davanti, ma anche dietro le quinte, sarti, macchinisti, attrezzisti, le luci, un mondo meraviglioso. Senza di loro gli spettacoli non andrebbero in scena. E anche, diciamo la verità, poi, anche gli amministrativi, perché un teatro va avanti anche con i lavori di chi magari si occupa di cifre anche perché ne paga. Che fa arrivare la paga. Abbiamo ancora in realtà un paio di minuti. Sì. Dunque hai già risposto, adesso vediamo. No, perché dice che Bohème è il tuo... Sì, mi piace molto. Ecco. Intanto perché è ambientata a Parigi, che per me è una città magica, e soprattutto in quel periodo parigino, che è il periodo della Belle Époque, io sono un innamoratissimo. Quello sarebbe il periodo? Beh, per me sì, insomma, siamo fine 800, siamo fine 800, quindi cominciamo già lì, insomma, no? Perché quella però è il quartiere latino, Montmartre, il Café Memus. Però quella è un'opera che, come altre, ma non come tutte, può subire degli aggiornamenti. La si è fatta in tutte le epoche, con tutte le tragedie, cioè da Tisica a Tossica. Purtroppo, ahimè, in tutti i modi. Io sono per il moderno, ma sempre entro certi limiti, perché ritengo che tutto deve essere, prima di tutto, leggibile. Capita a volte che tu vai a vedere uno spettacolo e non capisci niente, no? Dopo io discuto, mi ricordo anche con persone a noi note, ma è così. Ma no, non è così. Uno deve andare a teatro e guardare e capire di che cosa si tratta. Se io devo andare a teatro, appena mettermi a pensare o a cervellarmi per capire, c'è già finito, no? La più intrasportabile è Tosca, no? È difficile spostarla in un'altra epoca, in un luogo che non sia anche visivamente... Sì, quello deve essere, perché hai bisogno per forza di Palazzo Farnese e di Castel Sant'Angelo, non puoi non farlo che a Roma è lì. Sì, e anche il testo e il libretto è difficile non parlare oggi di salvacondotti, di tutto quelle robe là, no? Tra l'altro il famoso salvacondotto che non è quello, insomma, che non sono roba triestina, non so se ricordiamolo no, appunto, perché a Trieste stare attenti a quel che si dice, idraulico liquido, idraulico non so quello, insomma, era il passaporto dell'epoca. Ma sai, chiudiamo con un aneddoto che avevo proprio su Tosca. Sì. Sembra che la grande rivale della Callas, cioè la Tebaldi, la grande Renata Tebaldi, erano rivali, ma assolutamente, questo è un mito creato da... Però sembra che lei fosse poco mobile, cioè che si muovesse poco in scena. La Callas? La Tebaldi. La Tebaldi. Che tendesse a star ferma. Sì, beh, anche la Callas non era un ciclone, perché lei era mezza orba, ti ricordo. È vero. Per cui... Ma poi quelli erano anche tempi in cui probabilmente... Fatto sta che in una recita di Tosca, non so chi scrisse, disse ad un certo punto sembrava che Scarpi si stesse suicidando, perché andò lui incontro al coltello perché quella non si muoveva. Ma ancora meglio è l'aneddoto di quando lo fece la Toti Dal Monte, la Toti, che lei era alta 1,5 metri, larga 3, Tosca davanti a Dio! Si è buttato dal castello e c'era il tappeto e vedevi la testa che andava solo sarà passata come una meraviglia. Me la raccontava sua figlia, la Marina Dolfin, grande, stupenda, grande attrice, di questa mamma che rimbalzava sul tappeto. No, ma guarda, se ne vedono tante. Potremmo fare puntate intere solo sugli aneddoti, su quello che ho visto in questi anni. Sono le cose poi che a me piacciono tantissimo. Sì, infatti. Grazie ad Andrea Binetti. Grazie a te, grazie a voi. Come sempre un piacere. Grazie. E buon lavoro. A voi, grazie. Noi adesso andiamo alle Scuderie per vedere la mostra Nature e Trieste in diretta torna martedì alle 17:55.